Quando a noite chegar, com você quero estar. Sem destino, deixa esse amor nos levar. Pela noite afora, pode vir, não demora. Quero estar contigo até o sol raiar. Nosso amor vem de outro mundo. É melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Nosso amor vem de outro mundo. É melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Nossos olhos se encontram, nossas bocas se tocam. O tempo voa quando estou com você. E essa sede de viver, sonhar e acordar com você. E um só corpo que nos envolve em prazer. Mamma mia, Italia, Italia, che periodo pieno. Oh, sono sotto al sole, cazzo, che coibentazione al pulmin. Allora, la parte aperta, l'ombra, ovviamente l'oscurante del tetto chiuso, gli oscuranti esterni, per carità, e anche qua, guarda, dalla parte di qua ovviamente gli oscuranti, però ragazzo, sono proprio sotto al sole, sto da Dio freschetto, non ho neanche ventole, ventilatori, niente, proprio qua da Dio, sto lavorando, tanti lavoretti da fare e contemporaneamente mi è anche arrivato il microfono della Rode, quello da Bavero, non wireless ovviamente per motivi d'escape, insomma, ecco, e il drone che mi arriva lunedì, mi arriva il Mavic Mini, ma sì dai, roviniamo così tutte le sorprese, tante cose da fare, devo anche trovarmi con Mirko e fare tante robe, va bene dai. Una roba alla volta si fa tutto, insomma è la vita, gli ingredienti della vita che vanno assaporati. Però nell'assaporare il tutto bisogna non dimenticarsi di Fabio e di Betty da Brescia che bisognava fare il saluto. Però aspetta, com'è che si dice in bresciano? Che faccio un saluto qui da Brescia! Ho fatto giusto? Vedi Italia, una cosa che volevo tanto, no, in questo ufficio. Aspetta che appoggio va perché dopo mi dicono che ci sono i video tremolanti. Regola qua, se no mi ciappo anche a parole, mi ciappo carne se dice da noi altri. E io sono anche vegetariano, non posso, insomma, quindi non posso prendere parole, insomma. Ma no, allora, beh sì, effettivamente non l'ho mai espressa questa mia idea, diciamo, di questo camper. È vero, sì, ok, è la mia casa, però il mio sogno, effettivamente ho sempre sbagliato ad esprimermi, più che la mia casa era il mio laboratorio. Difatti spesso mi senti scappare il termine stanza dei giochi, no? Cioè non è 50 sfumature di grigio, robe strane, impittonamenti, no, proprio la stanza dei giochi, nel senso, da piccolo mi piaceva avere la scrivania con i cassettini, tutti i colori, le robe eccetera. Poi insomma con il tempo questa passione della scrivania con i colori eccetera si è tramutata nella scrivania barra stanza con il computer, lo stereo, tutte le sue cose, capito? E quello che ho creato qui, insomma, in più ovviamente, vabbè, c'è il bagno, c'è la doccia, c'è il letto, c'è i fornelli, il frigo e tutto quanto, e quindi fa anche da casa al 100%. E la cosa bella, vabbè, come dico sempre, è il fatto che ha le ruote. Guarda che bella la maglietta, è vecchia come il cucco. Andavo a prenderle a Udine, Trieste, non mi ricordo, c'era un negozio, vendeva la roba di sto Arto, che è il Bull Terrier. E io all'epoca avevo il Bull Terrier, ero fissato con Arto e quindi avevo la collezione delle magliettine di Arto. Le fanno con sti colori, adesso questa è stata lavata più o meno 1000 volte, però avevano sempre sti colori strani, pesanti, accesi, tipo non fluorescenti, proprio belli, strong. Adesso mi pare non le fanno più, cioè esiste ancora la marca ma fa tipo jeans, roba del genere. Cosa c'entra col mio canale extra? Beh, insomma, se un vlog non è un canale, t'ho detto, The Camper, Full Timer e roba del genere, è sempre stato un vlog dove vivo e ti faccio ti porto con me, insomma, ti faccio compagnia a vedere un attimo come funziona la vita se vissuta in questi modi. Sì, gira e rigira ancora, non c'entra niente qua maglietta, però insomma. Ah sì, ecco, sì, no, sto discorso era per dire
che cioè, è bello, è finalmente una realizzazione in qualche modo, no? Di aver creato questo laboratorio, questa stanza di giochi, anche questo ufficio, insomma, ecco, perché faccio i miei lavoretti di grafica, eccetera, con un impianto solare, batterie e tutto quello che vuoi, che mi consenta di tenere un supercomputer, sì, con un monitor da 4K, tra l'altro 28 pollici. Praticamente è così tranquillo, sempre acceso, tu te ne freghi, lo lasci acceso e fa gli aggiornamenti, oppure ha finito di fare i suoi lavori e adesso resta acceso e le batterie sono ancora al 100%, cioè adesso ormai non so che ore sono, saranno tipo le 5, è una giornata un pochino nuvolosetta, però comunque carica tutto a bestia, e quindi in questi periodi primaverili un po' estivi hai un'abbondanza di energia elettrica che è una roba spaventosa. Infatti posso immaginare quelli che magari vanno a espatriare in Spagna o in altri posti, diciamo, più illuminati dell'Italia, ma soprattutto della pianura veneta dove giro io per Clamorosa, e là effettivamente credo che con un pannellino da 100 vivi tranquillo, insomma. Io qua ho montato 850 watt e 4 batterie da 100 Deep Cycle, quelle a scarica profonda e a scarica lenta anche, proprio perché vivo in queste situazioni che ci può essere abbondanza ma anche tanta carestia, soprattutto qua in Veneto, di luce solare, no? Utilizzabile, e quindi devo dire che tutto sommato mi trovo bene. C'è sempre comunque la tranquillità, perché insomma in ogni caso c'è sempre il generatore integrato a GPL, quindi quella volta, no, che ho visto il generatore integrato a GPL ho detto no, qua ci faccio un ufficio della Madonna. Così è stato, così è stato. 4 batterie tra virgolette, perché uso molto anche quella del motore, perché c'ha vari hub USB dove ricarico anche lì delle robe, no? Oppure se ascolto la musica funziona con la batteria del motore, quindi le casse e l'autoradio, perché ci sono anche le casse in giro per il camper, hai capito? E sono anche belle grandi e potentine, insomma, quindi posso dire in qualche modo che utilizzo sì 5 batterie da 100, anche perché poi c'è il parallelatore che è un strafantino dal costo di 30-40 euro, fa sì che tramite dei calcoli percentuali che fa lui, che l'energia viene presa al bisogno dalle batterie servizi e viene portata alla batteria motore e non viceversa. Faccio questa precisazione perché molti sono convinti che questo parallelatore serva per caricare la batteria motore con i pannelli solari. Diciamo sì, se andiamo a analizzare proprio, diciamo, la grammatica delle cose, no, però effettivamente il pannello, sì, è l'energia che arriva dal pannello, ma passa tramite la batteria servizi, perché il pannello carica le batterie servizi, sono poi le batterie servizi che caricano la batteria motore. Dico che non è giusto perché effettivamente se tu copri i pannelli o c'è una giornata nuvolosa, questo procedimento funziona lo stesso, hai capito? Quindi anche se non hai i pannelli ma hai solo il parallelatore, sì, non so che senso abbia, però vabbè, facciamo finta che sia così, questo parallelatore ti carica anche la batteria motore. Vabbè dai, Singano potrebbe essere utile anche per un discorso di sicurezza, perché se in qualche modo è giù la batteria motore, comunque è anche quella dei servizi che può essere caricata con l'alternatore o magari in campeggio con la colonnina, che ne so io, e quella lì gli dà una mano a quella del motore. Sì, è vero, ok dai, mettiamola così. Poi vabbè, anche se l'avevo detto in un altro video, una cosa che mi sta dando tanta, diciamo, felicità, soddisfazione, tranquillità, no? Parlo nell'ambito lavorativo, no? È il fatto, come strumenti, no? Perché stiamo parlando degli strumenti, è il fatto della SIM con l'HO Mobile. L'HO Mobile, per chi passava da Iliad, quindi il giochetto che ho fatto io, no? Perché io all'epoca ho detto già prevedo che se fa Iliad dopo tutti attaccano Iliad con mega offerte, quindi mi faccio Iliad per passare ad altro, e così è stato. Sono passato con 6 euro al mese a questa HO Mobile che ti dà 70 giga di internet in 4G appoggiandosi su celle Vodafone, no? Ovviamente chiamate illimitate, sms illimitati. Ciò di bello, anzi no, diciamo prima il brutto, che è una cosa per il mio lavoro importantissima, è un grandissimo problema che però purtroppo è così, è il fatto che non ti consente di navigare in internet mentre chiami, e quindi anche le connessioni in hotspot cadono. Si risolve mettendo un codice, però ho visto che ogni volta che riavvii o fai qualcosa il codice sparisce, devi rimetterlo da capo, no? Un codice nel dialer lo avevo già detto, diciamo, in un video precedente, però insomma adesso comunque ci si giostra lo stesso. Invece la cosa fantastica non sono tanto sti 70 giga, io avevo sempre sognato la connessione illimitata, forse anche per un discorso di tranquillità psicologica, no? Più che per straconsumare giga. Qui effettivamente funziona
che se oggi facciamo finta è il 20 del mese, no? E io ho finito i miei 70 giga, posso anticipare il mese successivo, quindi 6 euro, il mese riparte dal giorno 20 anziché dall'1, ok? E scade il giorno 20 del prossimo mese, quindi così facendo, è vero sì che paghi perché è un anticipare, per carità, però paghi il giusto, paghi il mese, quindi se così fai sempre hai internet illimitato, giga illimitati, hai capito? Cioè non è come quelli che dicono tu finisci tot giga e per non so 5 euro hai altri giga in più o robe del genere, no, qua semplicemente anticipi i giga e per me è una strafigata unica, cioè scusa, ma ti dico, ci lavoro col computer, quindi non sono dettagli, per me sono cose tanto importanti, ecco. Cioè per me le cose più importanti in assoluto qua erano avere l'ufficio, per carità, di un certo tipo, computer di un certo tipo, e anche quello ce l'abbiamo avuto, avere un server virtuale nel mio computer dove fare i siti, questo perché i siti restano da me e posso lavorarci anche senza connessione internet, quindi vado a sperdermi in montagna, in zone che non prendono, non mi interessa. Io lavoro comunque con i siti, ovviamente non posso scaricare cose e robe del genere, però intanto con la roba, col materiale che ho, io lavoro tranquillamente sui siti e questa è una cosa fantastica. In più anche il sito resta in mano mia fino a quando insomma non si è concluso, non glielo do al cliente, no? Quindi cosa fantastica veramente. E poi niente, ci mancava sto discorso dell'internet illimitato. Ti dico, come copertura ovviamente è arrivato il problema coronavirus, quindi non ho girato tantissimo, però vabbè, sono girato un po' il Veneto in questi giorni, sono andato anche in montagna eccetera, non ho mai avuto difficoltà, solo una volta ho avuto difficoltà. Dove? Avevano difficoltà anche gli altri, però forse, ah sì, ecco dove avevamo difficoltà, ai Cadini del Brenton, tutti quanti, però tutti, difatti dovevamo sentirci con Andrea, non funzionava neanche il telefono, quindi quella probabilmente è una buona zona a salutare perlomeno, no? Visto che non prendono i telefoni e non prende internet, e addirittura anche i satelliti, mi ricordo dei droni fanno molta fatica ad andare lì, non so cosa c'è in quella zona. Ricordo una volta c'era sto ragazzo con questo drone figo, allora ero andato là a vedere, no? E non è riuscito a farlo volare perché non prendeva il GPS, e mi sa che non ci sono poi riuscito neanche anch'io. Ci sono riuscito invece al lago del Miss, quindi a 3 km di distanza da questo triangolo delle Bermuda magnetico, con non poche difficoltà, ma lì ce l'ho fatta. Mi dava sempre interferenza elettromagnetica eccetera, ma alla fine ce l'ha fatta, hai capito? Mi sta anche benissimo che ogni tanto non mi prenda il telefono, perché ti depuri un po', insomma, ecco. Anche proprio poi senti plin 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 e notifiche plin plin ogni volta. Ma non è una caramella, ma allora che cos'è? Frutella! Oh, ma sborai sto partito, tanto non te vieni perché te conosci. Ogni volta dice, vieni, dopo non ti vede. Sarà da mesi ormai, guarda tutta la barba e i peli bianchi, dico, che pare dell'idea da bianchi anche prima. Sono ancora più bianco del prima. Ma che disgrazia, fa studio, fa babysitter, arriva a casa Elisa e si dice qualcosa, c'appo il camper e parto, vengo. No, voglio proprio staccare, mettermi in spiaggia tutto nudo, ti sa, fare il sole tutto nudo. Andiamo a prendere il gelato, dai patata, siamo qua al carrellino e andiamo a prendere la patata, andiamo a prendere il gelato. Quindi partirò sui sci, è ora che sia un'oretta e mezza, salami dopo. So che interessa veramente a pochi, però ho trovato finalmente la tastiera che volevo e che ha lo stesso layout di quella che avevo prima, è anche fantastica, dei tasti veramente fantastici, quindi faccio il reso di quell'altra. E c'è anche il mouse bicolore come la tastiera e come il monitor, vedi che figata. E quindi adesso vedo se è uguale a questo qua e faccio il reso anche di questo, insomma.